Via i cavalli della terza corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 4 anni, sono in 8 dietro l'autostart, questo è lo schieramento. 1 Dursamore SM, 3 Diluvio, 2 Diluvio, 3 Denapax, 4 Domia V, 5 Diablo d'Asti, 6 Desipan. Seconda linea 7 Dinamo Cambar, 8 Detto Fatto Laumar. I favori sono in chiusura per Domia V, numero 4, Manuel Pistone in sediolo, con Denapax, alternativa principale, macchina che accelera. In partenza lottano dall'interno Diluvio, poi all'esterno è veloce Domia V, si accoda invece subito in terza posizione Denapax, mentre all'esterno dovrebbe essere il numero 5 Diablo d'Asti, che però rimane lì a ridosso di Diluvio in seconda posizione. Intanto 14,4 per i 200 metri iniziali, guida il favorito Domia V che completa un quarto in 29,9 con 15,5 di secondo parziale. All'esterno rimane Diablo d'Asti che copre Diluvio, poi in terza posizione Denapax, e al largo intanto sposta Denapax e guadagna una posizione così Dursamore. Passaggio ai 600 metri con situazione tattica invariata, si formano più pariglie. La terza posizione alla corda per Desipan e Dursamore è all'esterno a sua volta e segue direttamente, anzi viene via ora in terza ruota Denapax. Denapax in breve si porta a ridosso del battistrada, ha superato Diablo d'Asti dopo un chilometro in 1,17,5 e ora lo attacca. I primi tre prendono vantaggio dal resto del gruppo, con Denapax che va all'attacco deciso di Domia V che replica bene per il momento, a contatto cerca di restare Diluvio che è sempre lì in schiena al leader, che è ancora ben in mano a Manuel Pistone. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Domia V che cerca di accelerare. Domia V in vantaggio a 80 dalla conclusione. Domia V senza problemi fin sul traguardo, vince facile, secondo posto per il numero 2 Diluvio, terzo per Dinamo Cambar perché sbaglia Denapax proprio nei metri conclusivi. Ragguaglio finale di 1,15,5. Andiamo a rivedere la vittoria di Domia V e Manuel Pistone, che vincono davvero in modo facile. Secondo posto per Diluvio, appostato in corda fin dal via, mentre confonde il passo Denapax proprio negli ultimi metri, e il terzo è appannaggio di Dinamo Cambar, come potete vedere dalle immagini del rallenti. Aspettiamo comunque l'arrivo ufficiale.